Seconda corsa, categoria G, in 11 al via, 1 Visrod, 2 Striker, 3 Attila Ross, 4 All Black Sea, 5 Sharif Deirum, 6 Mofara, seconda linea 7 Zante Trio, 8 Sergiti, 9 Socrate Benal, 10 Zoe GMG, 11 Vania del Ronco, favori per Striker. Numero 2 Marcello Di Nicola, macchina che accelera, la velocità iniziale di Sharif Deirum che scivola in breve al comando, Mofara veloce al largo ma Striker cerca di anticiparla. Riesce nel suo intento, potrebbe stare alla corda ma va probabilmente subito a chiedere strada a Sharif Deirum. 200 iniziali completati in 14,7, insiste al largo Striker, si avvantaggia, Sharif Deirum non si oppone e così in terza posizione si è accodato intanto Mofara davanti a Visrod, via via tutti gli altri in fila indiana, perlomeno per le prime 5 posizioni, poi cominciano a risalire i cavalli da dietro. Intanto 29,2 per i 400 iniziali, andatura sostenuta per questo primo quarto di gara, 600 in 44,4, mantiene 2 lunghezze di margine Striker nei confronti di Sharif Deirum, poi Mofara e ancora Visrod, numero mentre ha sbagliato Zante Trio squalificato, tentativo di progressione numero da parte di 4 Socrate Black Benal. SI squalificato. Intanto 59,5 per i primi 800 metri di gara, continua a condurre indisturbato per il momento Striker nei confronti di Sharif Deirum e quindi Mofara. Il chilometro è percorso in 1,14,8, 15,3 la frazione. 11 Vania del Ronco squalificato. Con la mossa esterna da parte di Mofara che va su Sharif Deirum e lo sopravanza a 450 dalla conclusione. Intanto il paletto in 14,4. Siamo sulla curva conclusiva con netto margine di vantaggio per Striker su Mofara, gli altri più indietro. Entra al comando in dirittura d'arrivo Striker, non meno di 3 lunghezze di margine all'ingresso in dirittura d'arrivo, ultimi 100 metri di gara. Striker nel finale controlla la situazione e vince agevolmente. Secondo posto per Mofara, mentre al terzo chiude Socrate Benal. 2,6,9. L'ordine d'arrivo della seconda corsa a Arcoveggio, 1,14,2 per Striker. Marcello Di Nicola in sediolo e Emanuele Ossani al training con Nicolò Venturi. Da favorito Striker, si impone presto al comando e poi controlla la situazione sul percorso, fa anche un bel tempo. Secondo posto per Mofara, al terzo Socrate Benal.